Signore e signori, buongiorno. Allora, il presidente è partito molto lontano, no? Da dove è partito? Da preistoria. Cioè, quando che una volta si andava via qui i cavalli e si vedeva le prime macchine in giro. Ora che va con la macchina, col camion, col furgone, stiamo prima a fare consegne. Ma no, è impossibile, è il fabbro sera. Cosa me ne frega se sera l'Italia? Andiamo avanti, carichiamo sti camion, andiamo avanti con le macchine. Dovevamo comunicare, dovevamo caricare sti sacchi di farina, eccetera. Ma no, ma guarda che... Ragazzi, non c'è più tempo, non c'è più tempo. Perché se Natalino ha detto 2 milioni e mezzo di veneti a votare, dovevamo portarli, darli a casa, perché anche chi che ha una buona pensionetta secondo euro, 2 o 3 in banca, che abbiamo visto come si andare robe, non serve più parlare, che abbiamo visto fin adesso cosa che Dio succeda. O vogliamo fare un'altra diaspora, come 150 anni fa, da via 40% di veneti. Vogliamo che i nostri figli diventino cosa? Lavoratori e schiavi dei cinesi. Se è meglio essere soci dei cinesi. Quindi gambi in spalla e pedalare. Metta anche un cash da 1.000 euro, ma tirarlo fuori, dar tolli per case. Non c'è più tempo. Sta gente qua dovevamo tirarla per i cavei. Dovevamo dar tolli da mattina a sera, parlare e spiegare, perché anche chi ha 2 o 3 non pensa a suo fioi, a suo nevo di che futuro chi avrà con questa gentaia qua. Ragazzi, basta, è ora di finirla. Viva la Repubblica Veneta indipendente che c'è già. Grazie.